Buongiorno, buongiorno, sono Barbara Braghin, sono qui con Leandro Maggi di Made in Polesine. Buongiorno Barbara. Buongiorno, grande professionista dei video e così via, molto social, molto moderno in quello che fa e sono qui oggi perché io faccio l'intervista a lui. Come stai? Bene, grazie, è sempre un piacere. Tanto è un piacere piacere, venire un piacere. solare come non mai e bella, bella, bella. Ciao Barbara. Ciao, ciao. Allora, Leandro Maggi è di Taglio di Po, ma è conosciuto in tutto il Delta, ovviamente, e non solo, in tutta la provincia e anche in quelle limitrofe. Fino a 45 anni è stato commerciante, poi ha fatto altre scelte si è dato alla carriera artistica ed è diventato musicista. Aveva già talento, aveva anche studiato e ha suonato l'armonica. Lui è specializzato nella musica blues. A me piace molto il blues e vabbè, dopo facevo anche piano bar. Sì, esatto, piano bar, dai, raccontati un po' piano bar. Allora, no, fino a 45 anni ho fatto il commerciante, avevo dei negozi di abbigliamento in tutto il Veneto, poi dopo le cose della vita cambiano, mi sono inventato un'attività da musicista e poi anche un'attività da produttore televisivo. Perfetto, quindi dal 2003 ha collaborato con Telestense, poi con Telechiara, oggi con Prima Free, poi c'ha Radio Diva e poi anche sulla 8, insomma chi più ne ha chi più ne metta. È anche una persona molto creativa, ma questo l'avevate già capito, è un amante del Delta, ha fatto più documentari, tra cui uno anche E lento scorre, dedicato al Po, che è il nostro fiume, tanto amato. Raccontaci un po' di questa esperienza. Beh, allora, l'esperienza, chi è del Delta, chi è nato qua, c'ha una, dicendola alla brasiliana, la saudade. Sì. Noi abbiamo una nostalgia del nostro territorio, io ho i miei figli che vivono all'estero, però hanno ancora il cuore qua, perché qua è un posto che ti dà delle energie particolari, so che sei d'accordo anche tu di questo, perché anche tu sei amante del nostro territorio. Il nostro territorio è un territorio particolare, fragile, con un po' che ci domina, che ha bisogno di cure e di attenzione, come abbiamo bisogno di cure e di attenzione noi. E io ho sempre detto che il Po è un essere vivente, cioè, come tutti i fiumi, non è semplicemente un corso d'acqua, ma è qualcosa di più. Esatto. Ma ascoltami, secondo te viene dato importanza a questo territorio? Andrebbe un po' rivalutato? Allora, ci sono due scuole di pensiero. Da una parte c'è che forse è più valutato fuori dal nostro territorio, come sempre è proprio una regola che nessuno è profeta in patria. Probabilmente molti polesani vorrebbero che ci fossero più fabbriche da noi e meno rispetto per la natura. Poi dopo c'è naturalmente una buona fetta di polesani e di veneti in particolare che vorrebbero appunto salvaguardare questa nostra differenza, questa particolarità del nostro territorio, un territorio unico, umido, che deve essere salvaguardato, controllato. Ricordiamo che noi siamo 2 metri sotto il Po, quindi è veramente un territorio fragile, bellissimo, unico, che ha bisogno di rispetto da parte nostra anche, non solo da chi viene a visitarlo. Sì, ascolta, invece la gente qui del territorio, cioè tu vedi differenze tra il basso Polesine, il medio Polesine e l'alto Polesine, oppure perché la provincia è divisa un po' in 3 dal punto di vista usanze, caratteristiche? Allora, la morfologia della provincia di Rovigo è particolare, nel senso è un sigaro e quindi abbiamo un'anima mantovana sopra dove c'è Bergantino Melara, abbiamo un animo secondo me veronese nel centro di Rovigo e forse un'anima chioggiotta qua nel Basso Polesine. Ecco, quindi è molto particolare. Io molto spesso mi accorgo che la gente di Rovigo non sa neanche dove è il Delta. Quindi questo è molto grave. Abbiamo nella nostra provincia questa caratteristica che fa la differenza verso altre province e dovrebbe essere per tutta la popolazione di Rovigo che la amano e la salvaguardano e, come dicevi tu, se la tirano quando ne parlano. Cosa che purtroppo non c'è, specialmente da Adria in su il Delta è conosciuto poco, molto poco, purtroppo molto poco.
E cosa possiamo fare per rivalutare questa nostra terra? Intanto, tu cosa aggiungeresti? Beh, Tu che sei un creativo, cos'è che manca? Cosa aggiungeresti? aggiungerei che, beh, come tutte le cose, per parlarne bisogna conoscerle. E quindi è vero che ci sono delle iniziative, ci sono dei musei importanti, anche a Rovigo, il Museo dei Due Fiumi, dove si parla di Adige, di Po, eccetera. Però magari, sai, ogni tanto insegnare cos'è il MAB, cosa vuol dire il più grosso delta, il più importante delta che c'è in Europa, e questo sottolinearlo, che è proprio in provincia di Rovigo in particolare e nel Basso Polesine in particolare. Quindi sai, conoscenza, studio, cominciare dalle scuole sarebbe cosa buona e giusta, cosa che non vedo tantissimo. O Tu sbaglio? no, no, io questo, questo lo dici tu, io... Tu fai le domande. Io sono molto attratta dal territorio perché, come ti ho detto già, insomma, ci siamo già detti, quando sono andata via 20 anni, più di 20 anni fa, vedevo niente, ma ero anche giovane, no? Non vedevo... Sì, c'è il fascino Sì, della città. sì, e quindi sono andata in città e tutto quello che sappiamo. Oggi invece vedo una grande potenzialità, ma come tutte le cose che devono un po', insomma, che si devono ancora fare, no? Bisogna prendere spunto da qualcos'altro. Sai quando dici ho visto quella cosa che mi piace, faccio anch'io non identica, però prendo spunto. Tu da cosa prenderesti spunto per rivalutare il territorio? Allora, beh, se vogliamo fare un confronto con un delta importante, c'è il delta del Rodano, che è quello della Camarga. Io ci sono stato in Camarga e onestamente non farei cambio con il delta, però lì c'è stato veramente un controllo anche ecologico importante. E dico un esempio che magari è una fesseria, però non c'è neanche un palo della luce, per non deturpare il paesaggio, e tutta la corrente oppure i servizi vengono sottoterra. Da noi abbiamo lo scempio della centrale, che è ancora da sistemare. Una cosa che per esempio non ci stava da noi, secondo me, era il degassificatore. La centrale stessa fino a ieri volevano a qualcuno riconvertirla a carbone, quindi non c'è questa grande consapevolezza di un'unicità del nostro territorio. Spero che nelle nuove generazioni questo ci sia, non ne vedo molto, cioè, nel senso che ancora si vorrebbe che la fabbrica, che l'Enel riaprisse la centrale, oppure facessero un'altra cattedrale nel deserto. Un'altra cosa che per esempio stona con il nostro territorio, tutti questi allevamenti di polli, che vogliamo avere un animo turistico e dall'altra parte c'è un inquinamento odoroso che è impressionante, quindi un turista non viene quando c'è puzza. Questo qua è un esempio, probabilmente in Camargue non lo avrebbero fatto. Ascoltami, siccome ecco, il nostro territorio ha avuto, insomma, sappiamo, no, il riconoscimento del MAB UNESCO e quant'altro, e ultimamente è stato premiato anche il fiume Po, sempre con un altro riconoscimento. Secondo te, qual è la parte più bella dello scorrere del fiume fino al delta? Cioè, siamo tutti affascinati da una parte, no? La nostra parte dove insomma abbiamo anche la nostra poesia, perché io ce l'ho. La parte che mi piace di più, adesso io non lo dico Perché mi influenzi, se no. no, perché appunto, però allora sicuramente è bello e quindi quello è un dato oggettivo, però c'è quella parte nostra più intima dove magari, cioè io che sono un po' così vado a esprimermi il desiderio. Brava. Esatto. Tu, qual è la parte che ti piace di più? Allora, faccio una premessa. C'è un mio amico, Ermenegildo Gildo, Grizzo, scusa, che ha fatto proprio un esposto a Zaia e anche altri politici, per dire che il delta è solo in provincia di Rovigo, perlomeno il 90%. Quindi la parte buona, io da polesano di Rovigo dico che in Veneto. Per me un posto magico è la Sacca di Scardovari. Per me la Sacca di Scardovari è veramente ha un fascino, specialmente poi quando tira il vento, oppure col tramonto, oppure di un'unicità unica. Cerchiamo di non mangiarcela. Per esempio, anche lì c'è un pochino il problema di un sovraffollamento di pescatori, che secondo me anche quello lì dovrebbe essere regolamentato, però sai, sono cose abbastanza difficili da capire
dall'esterno, però la sacca di Scaldovari è unica. Sì, indubbiamente, e così via, insomma, ecco. Dei personaggi, insomma, che ci sono stati in passato, sai, questi nomi un po' importanti, anche leggendari che sono passati, e quelli attuali, qual è che ti affascina di più? Ma allora sarebbe facile dire Cibotto. Io Cibotto Ah, l'ho sì, conosciuto, sì. però lui il Delta lo conosceva molto meno di me e molto meno di te. Lui era di Lendinara, mi sembra, o perlomeno era di... sì, quindi era un bravo scrittore, molto celebrato, però ecco, non lo metterei nel pantheon delle persone che hanno fatto forte il Delta. Non lo so, ci sono stati degli amministratori bravi, importanti, che hanno fatto tanto. Non voglio citarne anche per molto, perché poi dopo sai, dice, ah, ma perché era di quel partito lì? No, certi amministratori, sia Portoviro in particolare, Taglio di Po, ma soprattutto Porto Tolle, hanno fatto veramente la differenza. Poi ci sono dei capitani coraggiosi che hanno fatto anche crescere in maniera esponenziale certi settori, tipo il settore ittico della pesca, quindi tutti i commercianti che ci sono tra Taglio di Po e Portoviro sono veramente capitani coraggiosi che devono essere citati come persone che hanno fatto crescere anche dal punto di vista economico il nostro territorio. E poi ci sono delle microstorie, ognuno nel loro, tanto per citare le persone che avevano 40-50 figli nel 1940 e che sono riusciti a farli studiare, farli diventare avvocati e dottori, questi qua hanno non il mio rispetto, di più, chapeau, ecco, questi qua. Sì. Ecco, una cosa è la caparbietà, la forza di superare ogni tipo di cose avverse nei polesani è una delle nostre caratteristiche. Sì, sì. Ascolta, c'è molta comunque, molte tradizioni vengono mantenute qui da noi. Adesso che insomma siamo ormai a fine agosto, perché questo è, io ritornando alle fiere, che amo andare a fare tutte le foto. A mettere in posa la gente. Mettetevi così, insomma, mi piace. E ho sentito parlare un po' milanese, torinese, e poi dopo chiedendo mi hanno detto che sono i nipoti di coloro che sono emigrati quando c'è stata l'alluvione e così via, e mi hanno raccontato anche un po' di aneddoti dei nonni, qualcuno c'è ancora, quindi che oggi è persona anziana, no? E mi ha raccontato in che modo insomma hanno lasciato il territorio addirittura a bordo di certi camion, tramite il parroco, tramite persone che conoscevano, oppure mediatori, questi qui che avevano appunto dei commerci e lo conoscevano l'industriale 8 di Milano, e quindi mandavano, insomma davano l'opportunità a queste persone del Polesine di andare in una cittadina o comunque in provincia delle grandi città, avendo già un lavoro, e quindi andando, insomma, dando loro un futuro almeno per poter mangiare, non dico per fare i ricchi. Poi qualcuno, avendo un po' di fortuna, vedendo le cose con una certa lungimiranza, si è anche affermato ed è diventato grande industriale e così via. E tu come vedi insomma questo paragone tra il coraggio di ieri, insomma, di affrontare queste realtà tra virgolette anche sconosciute? Perché io sono povero, sono alluvionato, ho l'acqua in casa, mi vengono a prendere, salgo su un camion X, arrivo in un posto dove non so, dove E cambia la mia vita. appunto. Tu oggi i giovani come li vedi rispetto a questo? E vediamo anche che sono cambiate tante realtà anche qui, no? Beh, allora, i giovani sono per definizione giovani, quindi hanno la sfrontatezza e come si dice, anche la bravura di cambiare la loro vita in 2 secondi. Ci sono tanti giovani che abitano all'estero, molti vanno con lavori importanti, molti vanno proprio a cercare fortuna. Quelli che rimangono, onestamente, li vedo un pochino pigri, se devo essere sincero. Vedo l'entusiasmo, purtroppo è un dato reale, gente che viene da fuori, che viene appunto in Italia a cercare fortuna, e lo stesso entusiasmo forse che avevamo noi negli anni 50 quando ci si muoveva verso Torino, Milano, li trovo in gente che viene dall'Africa, dall'est Europa. È una cosa buona e giusta, non lo so, però onestamente
vedo i nostri giovani un po' pigri. La caparbietà e la forza di lottare si ha di solito quando, cioè, un saggio diceva che le rivoluzioni si fanno sempre a pancia vuota, che non si fanno a pancia piena. Ancora noi abbiamo un benessere diffuso, quindi non c'è ancora fortunatamente bisogno di emigrare in massa verso una fortuna incognita. Però si potrebbe fare molto di più adesso qua, con più entusiasmo, adesso tanto per capire, il commerciante medio polesano ha 50 anni, l'industriale, chi fa attività, è un over 50, anche un over 60. I giovani che hanno fatto attività, quelli che hanno fatto purtroppo si sono arenati perché si sono scontrati con una realtà economica che è difficile, e quindi sì, non vedo l'entusiasmo che c'era prima. Ti ho detto, le rivoluzioni si fanno a pancia vuota, fortunatamente non l'abbiamo ancora vuota, speriamo di non averla mai. Ascolta, qui in Delta si mangia bene, ok? Qual è il tuo piatto preferito? Beh, il piatto preferito, a me l'anguilla ai ferri, e la capasanta, mi piace anche quando è gratinata, eccetera. È una bella, anche questo è un bel valore aggiunto del nostro territorio. No, sappiamo che comunque anche in una nota televisione nazionale, no, il Delta è stato protagonista con dei ristoranti importanti, anche molti altri sono importanti, non solo quelli, però quelli in mezzo a tanti altri, insomma, hanno avuto questa vetrina in questa nota TV, ci hanno anche fatto divertire, che secondo me sono tutti buoni, tutti bravi, perché li conosco tutti e quindi complimenti, insomma, anche a questi ristoratori che si sono, insomma, hanno partecipato a questa, si sono messi in questa gioco, gara, e bravi, insomma, ecco, e complimenti anche agli altri, a mio avviso. Ascolta, tu cosa consiglieresti a uno che viene qua? Cioè, qual è la prima cosa che diresti a una persona che viene qua? Allora, uno viene, ma mettiamo uno straniero, no? Un tedesco oppure un olandese, viene qua, tu gli parli in italiano e gli dici, vai in un posto, dove? Allora, fortunatamente negli anni sono cresciuti anche dei tour operator importanti, Sì. in particolar modo a Porto Tolle, ma che Taglio di Po ci sono un paio di gruppi che ti possono seguire. Quindi il primo consiglio, direi, rivolgiti a loro che ti fanno girare il Delta. Uno dei posti magici del Delta, molto sconosciuto, ma bello bello bello, è Scanoboa. Cioè, io, se potessi consigliare uno che avesse la possibilità di arrivarci in barca, eccetera, direi vai a Scanoboa, vedi che le Maldive non siamo secondi alle Maldive, è un posto selvaggio, bello, particolare. Poi il giro tra tutti i vari rii del Po, specialmente verso appunto Scanoboa, sono posti magici, tranquilli. La sacca di Scadovari citata prima, ecco, se io dovessi dare un consiglio, primo di rivolgersi a un tour operator, ce ne sono tantissimi, bravi, preparatissimi, ti fanno innamorare del nostro territorio, e poi, se uno ha possibilità, andare a Scanoboa. Insomma, magari poi gli animalisti mi dicono non fa la pubblicità di Scanoboa che poi dopo vogliono andarci tutti, ma Scanoboa è il top. Il top, sì, no, ma comunque ci sono tanti altri posti molto importanti. Adesso noi siamo qui cioè, partendo da Occhiobello, che è la parte, insomma, conosciuta, Sì. del Po, che si nomina spesso sui giornali e quant'altro, fino alla Foce ci sono tanti posti belli. Io sono partita da là una domenica in macchina quando il Po era alto, ho fatto tutte le foto dove si vedeva che, insomma, stava uscendo, no? Quindi era arrivato anche alle Golene e così via. Quindi sono rimasta molto colpita dalla bellezza di tutto il suo tratto. Però guarda che anche nella zona di Ariano e Corvola ci sono delle fotografie molto, molto particolari, anche l'isola che c'è vicino È il Balutin. è il Balutin, cioè è molto bella quella lì, quindi insomma è molto da valutare, anche la Foce indubbiamente e così via. Tu cosa cambieresti? Cosa cambierei del nostro territorio o della gente? Ma ecco, tutte e due. Allora, del nostro territorio
Allora, in questo momento qua ridurrei gli allevamenti di polli, Ecco sì. che per me sono una iattura dal punto di vista turistico. Poi dopo dal punto di vista economico non so valutare o meno, però ci sono certe parti del nostro Polesine, Ariano nel Polesine in particolare, che ha al suo interno o vicino un sacco di allevamenti, alla sera non ci si sta in paese e questo è un deterrente per il turismo. Cosa cambierei nelle persone? Ritorniamo al discorso di prima, Polesani dobbiamo cominciare a tirarcela, cioè nel senso che dobbiamo essere consapevoli di essere un territorio straordinario e non dobbiamo dire che ogni volta che arriva uno di Milano o di Torino che ne sa più di noi, ne sa molto meno di noi. Lo dico per esperienza e confermi? No, ognuno sa della propria terra e così via. Noi Esatto. che la giriamo tutto il giorno, magari nella fretta o nella frenesia, neanche la osserviamo, perché bisogna osservare, non esserci. Uno ci può essere, ma se non osservi non la capisci. Quindi secondo me chi meglio di noi la può descrivere, quello è vero. Dopo... Vabbè, comunque Polesani tiriamocela. Esatto, Va esatto. bene. Ti ringrazio, Barbara. Leandro, sei un grande. Ciao. Ciao, Barbara, Ciao. grazie. Ciao.